e questa è la forza che ci permette di andare avanti. E poi diciamo che l'Isis Pitagora Croce quest'anno è l'unica scuola di Torre Annunziata che partecipa a un premio torrese in ricordo di un artista torrese. Punto, non aggiungiamo altro. Perché? Perché sento che è arrivato il momento, e credo che il professore Donato De Simone me lo possa confermare, che l'orchestra dell'Isis Pitagora Croce sia ormai pronta per cominciare. Forse manca ancora qualche minuto, si esibiranno in una suite napoletano. Io intanto ringrazio anche gli sponsor che hanno reso possibile. Dirige il maestro, come a Sanremo, dirige il maestro Donato De Simone, suite napoletana. Gli applausi per l'orchestra dell'Isis Pitagora Benedetto Croce in suite napoletana. Ci avete fatto vivere un sogno accompagnandoci su dolci melodie della musica classica napoletana. Dunque, mentre i ragazzi iniziano appunto con le procedure di smontaggio del loro ensemble, ci avviamo alla nuova categoria di questo premio Elia Rosa, che rappresenta poi la più corposa novità. Al buio. Aspetta, non è detto. Sì, sì, e poi ancora la scuola media musicale Tecno Cristo di queste tre case. Per i gruppi, il gruppo Rosia, bene, è tutto pronto per l'ingresso
nella categoria sax del rappresentante ancora una volta dell'Elvis che si esibirà, attenzione insieme allo steppiano che salga sul palco. Qui Alessandro, un applauso dunque Francesco! per Alessandro e il sax contralto. No, non vedo. Siamo.